Seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato ai gentleman. Si tratta di un miglio di categoria G, sono in 9 al via, 1 Barolo Griff, 2 Castellan Zam Sa, 3 Troy Holz, 4 Dinamico Surf, 5 Zilat Jet, 6 Velesdaghi, seconda linea 7 Astecca Dimar, 8 Delfo di Gea, 9 Borea Gal. Pronostico incentrato su Castellan Zam Sa, Marco Castaldo, numero 2, macchina che accelera con la velocità di Dinamico Surf che cerca di numero 3 Troy portarsi in Holz vantaggio. La squalifica squalificato. per Troy Holz che sbaglia subito, mentre in seconda posizione Castellan Zam Sa. Dietro a Dinamico Surf sono i due più attesi. Controfavorito e Numero favorito nelle prime 5 due Zilat posizioni. In Jet terza posizione c'è squalificato. Barolo Griff, squalifica anche per Zilat Jet. Numero Primi 200 8 che se ne Delfo vanno di in Gea 14 e 4. squalificato. A chiudere il gruppo dei primi Velesdaghi, che si avviava col numero 6 e ora segue in sesta posizione, mentre 29,6 per i primi 400 metri, Dinamico Surf in vantaggio, in seconda posizione Castellan Zamsa, poi Barolo Griff in terza, 600 metri che se ne vanno in 45,2, andatura abbastanza vivace con quarta posizione per Astecca Dimar che precede sempre Borea Gal e più indietro Velesdaghi. Gli 800 se ne vanno in 1 minuto e 5 decimi con situazione invariata, tutti in fila indiana rigorosamente alle spalle di Dinamico Surf, Castellan Zamsa che rimane appollaiato nella sua scia. Terza posizione c'è sempre Barolo Griff, ma non cambia nulla tatticamente con il chilometro che se n'è andato in 1.15,8. A questo punto Castellan Zamsa sposta, va su Dinamico Surf a 500 dal palo e lo impegna al paletto dei 400 finali. I due seguiti sempre da Barolo Griff, insiste Castellan Zamsa su Dinamico Surf che replica. I due alle prese con in terza posizione Barolo Griff che va per le vie brevi, siamo in retta d'arrivo con in vantaggio Dinamico Surf, l'avversario principale. Ora sembra Barolo Griff che scatta al suo interno, lo scatto di Barolo Griff che nel finale prende il sopravvento su Dinamico Surf e lo piega nel finale, mentre al terzo posto finisce Castellan Zamsa, 1.15,5 il ragguaglio conclusivo con 38 a chiudere dopo un 31 di penultimo quarto. A sorpresa la vince quindi Giorgio Cangiano con Barolo Griff che rimane in scia ai due più attesi, guadagna una posizione quando sposta Castellan Zamsa e infine in open stretch viene a vincere abbastanza nettamente sul traguardo piegando proprio Dinamico Surf. Al terzo posto Castellan Zamsa, successo quindi di Barolo Griff e Giorgio Cangiano per conto di Marco Azzaroni.